Della nostra puntata, lo abbiamo detto, sono oltre 300 milioni le persone affette in qualche modo da disturbi della psiche, depressione e non solo, un dato che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che parla della malattia del XXI secolo, ne vogliamo parlare anche noi, ci sono dati interessanti, purtroppo non belli, che riguardano anche la Sardegna. Intanto vediamo questo servizio di Stefano Fumagalli centrato sui problemi specifici dei giovani nell'affrontare la malattia e poi ne parliamo con il nostro ospite in studio. Giornate frenetiche, rapporti interpersonali molto virtuali e poco reali, pressioni per dare sempre di più, essere sempre al massimo, modelli culturali fatti di apparenza e successo anche se vuoti e poco solidi. La società cambia per le nuove generazioni anche più in fretta e chi cerca di curare le difficoltà dei ragazzi è costretto a cambiare continuamente i propri paradigmi. I più giovani fanno riferimento più ai circuiti di flusso, come viene detto, quindi per esempio internet, gli elementi del mercato, ciò che riguarda per esempio i serial che vedono, la loro gruppalità, il loro sistema di comunicazione interno e invece molto di meno dalle famiglie che infatti li percepiscono come a volte molto distanti e loro stessi percepiscono distanti le madri e i padri. Qual è questo disagio? Che cosa emerge più di tutto nella società moderna, nei ragazzi? Sicuramente una grande difficoltà nelle relazioni che sono fluide, relazioni che hanno difficoltà a trovare dei confini e quindi che fanno fatica ad emergere nella loro spontaneità. La società postmoderna cambia, molto in fretta le tecnologie social corrono e entrano nelle vite dei ragazzi, ma i risultati non sono sempre prevedibili. Quello che bisogna ricordare è che le nuove generazioni sono sotto pressione per molte ragioni, le società stanno cambiando, il confronto arriva dai social media invece che dalle famiglie, le famiglie stesse stanno cambiando, entrambi i genitori lavorano, insomma ci sono tensioni sotto molti punti di vista. La Sardegna, sul fronte delle patologie della psiche, non se la cava meglio di altre, addirittura si colloca in percentuale al primo posto per numero di suicidi. Insomma, un dato che sicuramente preoccupa, si tratta di patologie complesse che dipendono ovviamente da molti fattori e per approfondire l'argomento noi abbiamo ospite in studio questa mattina, ringrazio di aver accettato il nostro invito, il professor Bernardo Carpiniello, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore della struttura complessa di psichiatria dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Buongiorno. Buongiorno. Dunque professore, abbiamo sentito, partirei da quest'ultimo dato, è una ricerca proprio che avete fatto voi, sono numeri diciamo non completi perché è molto complicato riuscire a realizzare uno studio organico, però sono numeri che preoccupano, c'è questo dato altissimo di suicidi e una percentuale di casi di depressione in Sardegna più alta della media nazionale, è così? Sì, di fatto è così, la Sardegna come tasso di suicidi si colloca diciamo al top in Italia. Assieme ad altre province e aree italiane come quella di Bolzano e alcune aree del nord-ovest e come tassi di depressione, intendendo soprattutto la prevalenza, cioè il numero di persone affette da depressione durante la loro vita, che abbiano avuto almeno un episodio, siamo intorno al 13-14% rispetto ad una media italiana che è attorno al 10% circa. E 3-4 punti percentuali in epidemiologia contano. Non sono pochi. Certo, professore, si tratta di patologie, lo dicevamo, molto complesse che sicuramente dipendono da una serie di fattori. Quello sociale, il cambiamento della società sicuramente è uno tra questi. Che cosa può incidere sull'insorgenza della patologia? La depressione, come tutti i disturbi mentali, è un disturbo molto complesso, legato ad una molteplicità di fattori, cioè si ragiona in termini di complessità e di interazione di fattori di tipo biologico e di tipo psicosociale, come si dice. Quindi c'è un'ereditarietà comunque? Sì, di fatto la depressione, i disturbi dell'umore più in generale, in particolare il disturbo bipolare abbastanza diffuso in Sardegna, sono sicuramente dei disturbi che hanno una base predisposizionale di tipo genetico, che in qualche modo costituisce il background di tipo biologico. Ovviamente esistono anche fattori di predisposizione non biologici ma che agiscono con meccanismi complessi, si ritiene epigenetici, che sono legati diciamo, da esperienze negative nell'infanzia. Ormai la letteratura ci dice in maniera inequivocabile che tutta una serie di eventi negativi dell'infanzia che va dall'abuso fisico, sessuale, soprattutto il maltrattamento,
compreso il bullismo diciamo, fino all'adolescenza e soprattutto l'incuria affettiva. Oltre che ovviamente il non avere una famiglia, la perdita dell'uno di entrambi i genitori e quindi diciamo non avere più i principali riferenti affettivi che sono i genitori, soprattutto entro gli 8 anni è stato stimato che l'evento perdita è particolarmente diciamo, importante nel creare le basi di una predisposizione che eventualmente poi interagisce con quella genetica. Quindi in pratica il rischio di depressione in una persona è legato all'interazione di 2 grandi ambiti di fattori di rischio e da questo mix dipende la maggiore o minore probabilità del singolo individuo di poter andare incontro a episodi depressivi nella sua vita. Senta, invece quando capita per esempio un episodio di depressione ma non c'è né una predisposizione genetica né per esempio un'infanzia particolarmente complicata, ma magari può dipendere anche da fattori quotidiani, cioè da quello che viviamo ogni giorno, la mancanza di lavoro per esempio, o la fatica a portare avanti relazioni interpersonali. Guardi, il ruolo degli eventi stressanti è fondamentale perché accanto alla predisposizione si sa che i primi episodi di depressione spessissimo sono legati ad eventi stressanti che vengono generalmente definiti di perdita in senso più lato, di perdita reale, per esempio la rottura di un legame sentimentale, un lutto grave che evidentemente incide sulla persona, potrebbe essere una perdita di tipo affettivo più ampio, per esempio in alcune persone può sembrare straordinario, la perdita di un animale domestico può essere un fattore stressante. Andiamo a perdite più gravi di tipo economico, la disoccupazione per esempio, la perdita del lavoro è un potente stressor, così come la perdita di status sociale. Nel senso che la perdita, diciamo così, di una posizione acquisita all'interno della società per vari motivi può essere uno stress potente per molte persone. Diciamo c'è una gamma di eventi stressanti che hanno un ruolo sicuramente importante. Tutto molto complicato anche da prevenire in questo senso, adesso parleremo anche di prevenzione e di cura. Vorrei però vedere con lei prima di tutto un servizio, un'intervista che abbiamo realizzato al professor Giovanni Biggio, neuropsicofarmacologo, che ci parla proprio di un nuovo studio su una nuova molecola, poi parliamo anche di farmaci. I farmaci che usiamo sono farmaci che ormai esistono da molti anni, sono efficaci ma hanno anche degli effetti collaterali. L'avanzamento in questo campo è diventato abbastanza lento, perché? Non perché le aziende, l'industria non investa in questo settore, ma perché il cervello è di una grande complessità, è la struttura più complessa, oltre che straordinaria, che esiste, almeno nel nostro pianeta, e quindi trovare molecole che siano in grado di interagire col cervello e di curare i danni che si presentano in questa patologia non è facile. Da un anno a questa parte però abbiamo un nuovo farmaco, una nuova molecola di grande interesse rispetto al passato. Perché? Perché ha un'azione antidepressiva, quindi migliora notevolmente il tono dell'umore, così come fanno i classici antidepressivi. Ma in più questa molecola ha un effetto estremamente positivo sulla sfera cognitiva. Quando parlo di sfera cognitiva non intendo solo sulla memoria, ma attraverso un meccanismo peculiare che coinvolge un neurotrasmettitore che si chiama serotonina, ma anche un altro neurotrasmettitore che si chiama glutamato. Attraverso la serotonina viene attivato in modo molto blando il glutamato. Il glutamato è il neurotrasmettitore delle nostre prestazioni, è il neurotrasmettitore della sfera cognitiva. Quando si attiva il glutamato in un range fisiologico, le nostre cellule nervose, i nostri neuroni rispondono al meglio, ci danno la prestazione. E questo anche associato a molti minori effetti collaterali. Soprattutto è un farmaco che non fa prendere peso al paziente, al contrario di altri antidepressivi della prima generazione, e anche che non altera la sua prestazione sessuale. Anche quella ovviamente diventava un effetto collaterale pesante e in qualche caso proprio diventava per certi soggetti devastante, tanto che interrompevano, soprattutto se giovani, la terapia. Senta professore, al di là dei farmaci e delle terapie farmacologiche e della scienza che va avanti, io volevo capire questa malattia così diffusa, questo ventaglio di malattie così diffuse, quanta paura c'è, quanta vergogna c'è ancora nelle persone nell'ammettere di aver bisogno d'aiuto, nel capire di essere depressi? Molta, troppa probabilmente. Il problema si chiama stigma, cioè la paura di essere etichettati come persone affette da un disturbo mentale. Ora,
erroneamente si pensa che il problema riguardi solo i disturbi gravi, la schizofrenia è paradigmatica da questo punto di vista, in realtà colpisce tutte le persone affette da disturbi anche impropriamente detti minori, tipo disturbi d'ansia e sicuramente la depressione, che pur non essendo minore è un disturbo tra i più comuni nella popolazione. Questo perché è legato alla paura dei pregiudizi che esistono, è inutile negarle, sono culturalmente determinati. Per esempio, riguardando le persone depresse, la paura di essere etichettati come dei deboli. L'equivoco depressione uguale debolezza caratteriale, uno che non ce la fa perché non è dotato di una personalità adeguata. In realtà le cose non stanno così, come abbiamo visto, la depressione è una vera e propria patologia che ha basi complesse e non ha nulla a che vedere con questa impropria etichetta. Però lo stigma è uno dei fattori dimostrato che tiene lontani dalle cure, proprio la paura dell'etichetta, oppure allontana dalle cure una persona che eventualmente poi, anche se suo malgrado, casomai abbia accettato di iniziare una delle varie terapie a disposizione. Quindi la lotta allo stigma è uno degli obiettivi che pone l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è uno degli obiettivi della Società Italiana di Psichiatria. Stiamo lavorando molto a livello anche con i media, con i giornali, con le televisioni, proprio perché si riduca questo atteggiamento che è un deciso ostacolo in qualche modo alla cura. Allora diciamo in chiusura che sì, c'è da cambiare molto nella società, però speriamo che le persone capiscano che si tratta di una malattia più o meno come tutte le altre, quindi vengano a curarsi. Certo. Grazie professor Carpiniello per essere